Nel corso della festa del Radicchio a Rio San Martino, la provincia di Venezia ha presentato una nuova segnaletica stradale per fare in modo che il nostro territorio sia riconoscibile da tutti per le sue tipicità, in particolare il Radicchio. Sentiamo. Una nuova segnaletica per identificare il nostro territorio come patria del Radicchio. È un'iniziativa della provincia di Venezia in collaborazione con l'associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco e le province di Padova e Treviso. La presentazione è avvenuta in occasione della 30ª edizione della Festa del Radicchio di Rio San Martino e nell'ambito dell'iniziativa La Strada Incontra. Durante l'incontro, l'assessore al turismo Giorgia Andreuzza ha spiegato che i nuovi cartelli di forma rettangolare saranno posti in 8 comuni della provincia di Venezia e in alcuni comuni delle province di Padova e Treviso e verranno installati sotto quelli che indicano il centro abitato. L'iniziativa, ha spiegato l'assessore, intende valorizzare le tipicità del territorio non solo dal punto di vista economico ma anche da quello turistico. Questo è molto importante dal punto di vista turistico perché si supera un po' per quello che è il turista, quella che è la concezione di questi comuni, ma viene identificato un territorio con una tipicità. Tipicità vuol dire molte cose, per cui anche la lavorazione, vuol dire la produzione, vuol dire una serie di filiera che lavora attorno alla produzione. La ristorazione per esempio diventa un elemento fondamentale e la promozione dell'enogastronomia è sicuramente un fattore positivo per il turismo. Il turismo, ha continuato l'assessore, è infatti fondamentale per il nostro territorio, che ha una vocazione turistica ricca di potenziale ancora da valorizzare. Iniziative di questo tipo da parte della provincia possono servire a gestire in modo innovativo il grande patrimonio che abbiamo, rendendo la nostra area particolare e identificabile da tutti per le sue tipicità. Pensiamo per esempio a dei turisti che possono provenire per esempio dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, non conoscono i nomi di questi piccoli comuni, ma se si parla di Radicchio sicuramente riconosceranno un territorio.